Sì, parte il progetto Orizzonte Giovani grazie a un bando messo in piedi da Lupi Nazionale e che la provincia di Treviso è riuscita ad intercettare con ben 100.000 euro che arrivano per finanziare questo progetto, dove poi la provincia ha messo anche delle risorse proprie per un totale di 137.500 euro, dove gli attori che parteciperanno a questo progetto sono molti, dalla cooperativa KDQ a Murialdo, all'ASL, all'ufficio scolastico, al CONI, tutti assieme per cercare di intercettare quelli che potrebbero essere i vari disagi giovanili. Però qui vorrei anche ricordare che molte volte si dà troppa importanza ai singoli fatti, ma ricordo che per quanto riguarda i nostri giovani c'è una piccola percentuale che può avere un qualsivoglia disagio. La maggior parte dei nostri giovani trevigiani è attiva con voti eccellenti a scuola, è attiva nel volontariato e è attiva con risultati eccellenti anche per quanto riguarda lo sport. Quindi diciamo che la maggioranza è però la minoranza, è una minoranza molto rumorosa in quest'ultimo periodo. Una minoranza rumorosa, e questo progetto va proprio in quella direzione. La provincia di Treviso si rende partecipe come capofila per tutta la provincia su un progetto importante che mira proprio ad andare a carpire quelli che sono i disagi dei giovani, che sia nella scuola, che sia per strada o che sia in famiglia. Anche per questo utilizzerete anche i camper. Verranno utilizzati, parte di questo progetto, verranno utilizzati anche dei camper, okay, che coinvolgeranno i giovani in street art o musica o di contest di musica e altro, in modo tale da coinvolgerli tutti assieme e magari anche da dare un segnale a chi magari è un po' più schivo. Farete tutto il possibile anche per l'ambito sportivo, diceva, per quello che è di vostra competenza. Sì, faremo quanto più possibile per quanto riguarda le competenze della provincia. Come ho sempre detto, la provincia continuerà ad investire in quelle che sono le strutture sportive, principalmente legate agli istituti scolastici, per dare modo non solo agli studenti degli istituti scolastici, ma anche alle associazioni esterne agli istituti scolastici di poter usufruire di queste strutture, dando modo così sempre a più giovani di fare sport come veicolo di valori importanti, qual è il gioco di squadra, qual è il lavorare, il darsela fare, far fatica, ma anche saper perdere, perché molte volte oggi i giovani, uno dei disagi più importanti è proprio la difficoltà nel digerire, nel metabolizzare una qualsivoglia sconfitta. Ecco, lo sport aiuta molto in questo e noi ci crediamo molto.